Dopo la brutale rapina subita sabato scorso da un grossista di preziosi, ora ricoverato in gravi condizioni negli ospedali riuniti di Reggio Calabria, Confcommercio Crotone ha avviato le consultazioni con tutte le associazioni di categoria, datori di lavoro e Confindustria. Un momento di riflessione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della criminalità e in particolare contro le rapine e la violenza inaudita che tanto frequentemente caratterizza questi episodi. L'incontro di oggi per dire che tutte le associazioni imprenditoriali sono vicini alle vittime di questi soprusi. Intanto domenica la squadra mobile ha arrestato il presunto autista della banda dei finti finanzieri. Il vice coordinatore nazionale di Futuro e Libertà per l'Italia, Italo Bocchino, ha partecipato nella sala giunta della provincia di Crotone ad un incontro sul tema della riforma della legge elettorale, abrogazione del Porcellum e diritto di scelta al cittadino. L'incontro è stato l'occasione per lanciare le proposte di FLI sulla nuova legge elettorale che dovrebbe dare maggiore possibilità di scelta ai cittadini, la riduzione dei parlamentari e le riduzioni delle lungaggini per l'adozione di provvedimenti. È stata ben ancorata ai fondali del Mare di Paola, la statua di San Francesco. Eccole le immagini sottomarine girate da Franco Pacenza del gruppo subacqueo paolano. L'opera è tornata sabato in mare da dove mancava dal gennaio scorso dopo essere stata agganciata e trascinata da un peschereccio per 200 metri ed essere stata poi ritrovata. Il maestro Michele Zappino ha restaurato l'opera rimasta danneggiata nel suo laboratorio a Milano. La statua è stata benedetta da padre Rocco Benvenuto, correttore provinciale dell'Ordine dei Minimi, alla presenza anche del sindaco di Paola Basilio Ferrari. Parterre delle grandi occasioni e ambientazione trend per una delle serate fashion più attese di Roma Capitale. Sullo sfondo dell'antica torretta Valadère, Ponte Milvio in moda ha affascinato e catturato l'attenzione di un pubblico d'eccezione. Ad aprire la terza edizione della Kermesse, lo stilista d'haute couture Gianni Sapone, in passerella la nuova collezione del fashion designer Reggino, ispirata al musical Il fantasma dell'opera, ha regalato all'occhio attento dei presenti e degli addetti ai lavori il giusto mix di sofisticata eleganza arricchita da particolari e raffinati giochi di trasparenze.